Il Veneto non può continuare a non avere la grande industria. Porto Marghera, il polo di Venezia sono stati per anni il polo industriale della regione e anche in qualche modo d'Italia. Basti pensare che Porto Marghera era la seconda area industriale d'Europa dopo la Ruhr solo fino a 20 anni fa. Non possiamo rassegnarci, spiega la capolista della Civica di Alessandra Moretti, al fatto che non ci sia più una cultura industriale e quindi lavoro operaio specialistico sul nostro territorio. Numerose famiglie hanno subito i drammi delle perdite di posti di lavoro anche a mezza età. Venezia invece è un territorio che può riacquistare nel suo polo industriale la speranza di una maggiore occupazione, di una migliore qualità del lavoro e anche di una rinascita di tutto il tessuto sociale che si muove intorno al porto tra Fusina, Malcontenta, Mira e Marghera. Ci sono intere aree dismesse dell'ENI che vanno assolutamente concesse ad altre imprese che vogliono investire. Bisogna partire con un grande piano di attrazione di investimenti e per questo motivo lunedì verrà anche il consigliere economico del Presidente del Consiglio a parlare con gli imprenditori che sono rimasti, con l'ENI e a capire il piano territoriale per lo sviluppo